Ben ritrovati, eccoci tornati in diretta per parlare insieme a voi e insieme al nostro avvocato Pierpaolo Rodighiero, che è tornato più in forma che mai. Grazie e ben ritrovati. Ma vedo anche in forma il dottor Cristian Scalmazzi, pronto a darci delle belle notizie, vero dottore Scalmazzi? Certamente sì, buonasera a tutti. Finalmente sì, ha detto, quindi allora ci sono belle notizie, quindi qualcosa si muove. Sicuramente. Perfetto, ne parliamo tra poco, ma prima voglio salutare la nostra Mariella Ippolito. Salve, buonasera a tutti. Bentornata, anche lei ci darà belle notizie, vero? Grazie, sì, in parte, perché i lavoratori sono sempre quelli più, diciamo, messi da parte, però qualcosina si muove anche per loro. Quindi qualcosa, allora possiamo iniziare questa Possiamo puntata iniziare con con belle un bel notizie. messaggio. Sicuramente i nostri consulenti si saranno vaccinati, immagino, perché sono anche sorridenti, per cui ecco, Siamo penso... in attesa. Ecco, Come tante persone. ecco, come tante persone, ecco. Come tante persone ancora Con molta resilienza, ecco. si registrano, riceviamo sempre molte telefonate da parte di persone che incontrano ancora difficoltà su questa piattaforma, anche se insomma si sta accelerando rispetto a qualche settimana fa, però purtroppo ancora ci sono le tessere sanitarie che non sono aggiornate, ad esempio per i caregiver, che è difficile fare questa prenotazione se non si aggiorna la tessera sanitaria, quindi ci hanno raccontato di lunghe code davanti agli uffici dell'ASP proprio per aggiornare, no, queste tessere. Sì, questo è vero perché non c'è benché la sanità dovrebbe essere digitalizzata, però ancora molti adempimenti devono essere fatti sul cartaceo, manualmente di persone, per cui stride primo con il principio della digitalizzazione della pubblica amministrazione e secondariamente bisogna evitare assembramenti presso gli uffici che sono preposti, perché come sappiamo in questo periodo c'è pochissimo personale e quando si tratta di ricevere qualche certificazione, soprattutto in materia sanitaria, naturalmente si creano assembramenti, molti disagi, soprattutto ricordiamolo per le persone che sono fragili e le persone che non sono più giovani, che possono, diciamo, badare a se stessi nel senso di compiere autonomamente questi adempimenti amministrativi. Per cui questo posso dire, perché noi proviamo spesso, che comunque il numero verde di poste italiane per la prenotazione del vaccino funziona, quindi possiamo dire che comunque con l'attesa di 5-6 minuti però funziona. Quindi stiamo andando a regime, ecco, anche si se sta andando a regime. siamo un po' in ritardo rispetto alle altre regioni, siamo sempre fanalino di coda, però qualcosa si sta muovendo, ci sono stati anche questi Vax Day, no? Queste giornate, proprio per questo la scorsa settimana non eravamo in onda perché abbiamo ceduto, no? Lo spazio proprio per informare i cittadini proprio su questi Vax Day. Questi sono alcuni degli argomenti che oggi affronteremo, ma io voglio andare subito, avvocato, al dottore Scalmazzi, perché mi ha parlato di belle notizie, quindi per le aziende, visto che abbiamo raccontato in questi mesi proprio lo scenario drammatico, no, che abbiamo davanti con tante aziende che purtroppo non riusciranno a riaprire, a quanto pare qualcosa si muove. Dottore Scalmazzi me lo dice tra poco perché intanto abbiamo una telefonata. Pronto? Buonasera, Bisanti Peppino da Catanzaro. Benvenuto intanto, grazie per aver telefonato. Grazie a voi. Mi dica. Al dottore vorrei chiedere lumi su quanto stamattina ho avuto un piccolo battibecco con un amico per vedere se ho torto o ragione. Risulta questo Conte, ex Presidente del Consiglio, portato al di sopra dei suoi meriti, elogiato, sannato e quant'altro. Io dico che un attento politico come lui, amministratore, avrebbe dovuto mettere mani, perché lo sapeva, come lo sapeva Di Maio e Zingaretti, che ci sono molti italiani e italiane che vivono con una misera pensione di 500 euro al mese o andando ancora più giù. Se è così, come dicono loro, un politico attento, generoso, vicino e lontano, eccetera, avrebbe dovuto, conoscendo,
mettere mano ad una legge che potesse dare la possibilità a questa gente di poter vivere. Non solo, l'INPS ha fatto una legge, mi sembra la 50-80, con le banche, che i pensionati possono chiedere un prestito e l'INPS ne è garante, però questo viene dato al di sopra dei 600 euro al mese, quindi quelli che prendono 500 euro al mese o qualcosa in meno, poveri sono e poveri devono rimanere. Quindi la domanda è se, insomma, in base per questo prestito, poi al di là di chi c'è stato al governo, purtroppo quello delle pensioni minime non è un problema di oggi, di un anno fa, 2 anni fa, ma purtroppo noi questa trasmissione la facciamo da oltre 10 anni, vero avvocato, e i problemi dei pensionati li abbiamo spesso affrontati. Purtroppo ci sono delle pensioni veramente misere che non riescono a garantire a chi le percepisce una vita, diciamo, agevole, parliamo, diciamo in questo modo, quindi non è una questione del governo che c'è stato l'anno scorso, quest'anno, quello di qualche anno fa. Purtroppo in effetti ci sono dei pensionati che vivono con pochi soldi. Abbiamo parlato di questo delle pensioni di invalidità, che è il raddoppio delle pensioni di invalidità, ma si arriva comunque a meno di 600 euro, vero avvocato? Esatto, sì. Insomma, la domanda è quindi per questo prestito, credo sui pensionati, questo prestito INPS che si dovrebbero fare ai pensionati che però percepiscono 600 euro, per come ci diceva il nostro telespettatore. Allora, intanto che vediamo le carte, vediamo anche se il dottore Scalmazzo, la dottoressa Ippolito riusciamo a dare una risposta esaustiva. Intanto salutiamo il nostro amico da Catanzaro e vediamo chi è in linea in questo momento, così diamo 2 risposte poi di seguito. Pronto? Abbiamo un altro telefono. Pronto? Pronto, buonasera. Salve, da dove ci chiama? Chiamo da Motta San Giovanni, provincia di Reggio Calabria. Benvenuto intanto, prego. Grazie. Senti, un quesito all'avvocato per cortesia, se posso. La sta ascoltando? Sì. Allora, io praticamente ho una figlia sposata che non lavora, fa la casalinga. Ora, per iscriversi come lavoratrice casalinga, c'è la possibilità, cosa potrebbe fare e a chi mi dovrei rivolgere? Non si deve rivolgere a nessuno, va a un ufficio postale e ci sono già... Avvocato, chiedo scusa, la sento pochissimo. Allora, può ascoltare la risposta attraverso il televisore, magari riagganci e poi attraverso il televisore può ascoltare la risposta. Si è già dato tutti gli elementi che servono all'avvocato, quindi vediamo di dare questa risposta. Grazie per aver telefonato intanto. Prego, avvocato. Molto semplicemente vi recate al più vicino ufficio postale e ci sono già i bollettini premarcati di euro 25 annui, ma se risulta senza reddito sua figlia è esentata anche dal pagare questa somma e praticamente deve semplicemente compilare questo bollettino, spedirlo, pagarlo, ripeto, si mette 0 se è senza reddito, altrimenti è una quota di 25 euro all'anno e praticamente con questa semplice operazione è iscritta come casalinga presso la cassa INAIL. Perfetto, rispondiamo anche al nostro telespettatore di prima, c'è questo prestito? C'è questo prestito non solo per questa fattispecie, però voglio semplicemente ricordare che l'entità del prestito, del finanziamento che viene fatto, è rapportato all'indennità che uno percepisce. Come sempre, se la pensione è molto risicata e molto bassa, si avrà praticamente, sono delle somme dell'ordine di 1.000-2.000 euro, per cui non sono somme che risolvono, diciamo, qualche problema importante o qualche impellenza economica, per cui è vero, esiste, però diciamo,
è più che altro di facciata e non di sostanza. Ecco. Cambia poco poi. Cambia veramente poco e praticamente questo non è chi ha uno stipendio e può andare presso una finanziaria e anche ricevere somme anche importanti per risolvere qualche problema. Qui parliamo di somme molto minimali, quindi è vero quello che dice il telespettatore, peccato che praticamente c'è questa soglia, questo limite delle 600 euro, che praticamente ovviamente l'osservazione è che chi prende meno ha più bisogno di denaro, per cui la garanzia forse dovrebbe essere data a chi prende meno e non mettere soglie, certo. Soglie di reddito. Intanto salutiamo chi è in linea in questo momento. Pronto? 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 Salve, da dove ci chiama? Da Montalto. Benvenuto intanto, prego. Vorrei fare una domanda all'avvocato se è possibile. Certo, la sta ascoltando, così come vi ascoltano anche i nostri consulenti, la dottoressa Ippolito e il dottore Scalmazzi. Sì. Allora, faccio la domanda. Sì, siccome io sono ho il reddito di cittadinanza, no? Sì. Vorrei comprare una macchina di poco conto. Siccome avevo una macchina vecchia e adesso si è rotta, bene o male arriverà a costare sulle 3.000 euro, se la potevo comprare. Sì. Sì, la potete comprare, l'autovettura usata, non dovete sforare i 1600 mi pare centimetri cubici come macchina nuova, non potete comprare moto nuove, ovviamente imbarcazioni non le potete comprare, questo sì. Questo lo potete fare. E a tal proposito, la dottoressa Ippolito, che è espertissima anche sui requisiti, per cui ecco, una macchina nuova non ve la prendete perché sarebbe incompatibile col reddito. Ecco, è una macchina di seconda mano. Esatto. Perfetto. Sì. Allora, dottoressa Ippolito, così... Allora, per quanto uno dei requisiti che purtroppo rientra per chi deve fare richiesta o per chi già percepisce il reddito di cittadinanza, si deve praticamente attenere a non acquistare una macchina nuova con una cilindrata superiore a 1600 o comunque si parla anche di immatricolazione nei 24 mesi antecedenti alla presentazione della domanda di RDC. Quindi in ogni caso parliamo di, per chi ad esempio acquista una macchina nuova e presenta il reddito ed è superiore ai 1600 di cilindrata, questo è un requisito di esclusione, quindi diciamo di non ammissione della domanda di reddito di cittadinanza. Perfetto, chiarissima come sempre la dottoressa Ippolito. Tutto chiaro anche per lei? È caduta la linea. Intanto volevo il dottore Scalmazzi, perché volevo capire insomma quali sono queste novità positive per le aziende, se riusciamo, insomma, se almeno arrivano soldi sufficienti per far resistere, ecco, queste aziende che da oltre un anno stanno vivendo dei momenti terribili. Dottore Scalmazzi. Allora, per quanto riguarda lo stato attuale, la cosa positiva è che i nostri governatori si sono resi conto che i sostegni, così come erano stati presentati ed elaborati nella prima fase, praticamente non hanno sortito risultati di sostegno effettivo alle imprese stesse. Per cui sono ritornati sui loro passi. Domani dovrebbe uscire questo famoso sostegni bis con dei parametri che agevoleranno notevolmente l'afflusso di liquidità alle imprese in difficoltà. È vero che le imprese dovranno aspettare, ma finalmente ci sarà un criterio che non è solo la riduzione del 30% del fatturato, affinché le aziende possano ricevere della liquidità. Ma a parte questo, la buona notizia qual è? Forse anche l'aumento dei vaccini, si stanno iniziando a respirare momenti di normalità.
momenti di normalità dove anche le pubbliche amministrazioni negli ultimi 15 giorni io ho visto anche da parte di numerosi dipendenti pubblici, nonostante lo smart working crea comunque difficoltà nella gestione delle pratiche, una maggiore vitalità nell'elaborazione delle stesse pratiche. Io volevo fare appunto per questo un encomio anche a chi gestisce all'INPS le iscrizioni, le variazioni, le modifiche alla gestione artigiani e commercianti, dove soprattutto gli artigiani e commercianti, che sono quel tessuto produttivo di cui noi parliamo sempre, stanno ricevendo risposte celeri per quanto riguarda sblocchi di posizioni contributive e quant'altro, finalizzate a richiedere DURC per poter incassare crediti che hanno magari con le pubbliche amministrazioni. Un altro elogio lo voglio fare anche alla Camera di Commercio di Cosenza, perché è una tra le poche Camere di Commercio in Italia che oggi stiamo verificando funziona meglio. E quando la pubblica amministrazione funziona significa avere meno burocrazie e permettere poi alle aziende di procedere celermente anche in quelle che sono poi la gestione di eventuali pratiche. E per questo voglio ricordare che dal 19 di maggio partirà lo sportello di Invitalia per il finanziamento ai progetti di imprese da costituire o che sono in attività da meno di 5 anni. Quindi chi ha un'attività e l'ha iniziata 5 anni fa potrà accedere a questo sportello per, diciamo, ammodernare l'azienda, fare nuovi investimenti e quant'altro, quindi ricevere liquidità stessa. E anche la Regione Calabria in questo si sta muovendo, partirà in questi giorni un altro bando per dare liquidità alle imprese che dovranno affrontare la stagione turistica, quindi ci saranno dei contributi a fondo perduti solo ed esclusivamente per il settore degli stabilimenti balneari e tante altre novità che sono in corso di elaborazione e che partiranno tutte quante negli ultimi 15 giorni di maggio e inizio giugno, che dovrebbero portare nel giro di qualche mese flussi di liquidità che possono sostenere le imprese dopo la campagna vaccinazione in quella che è il ritorno alla normalità delle attività stesse. Ecco, a noi piace dare queste buone notizie perché sono notizie che si aspettavano davvero da oltre un anno, però parleremo anche di altre cose, però prima voglio salutare chi è in linea in questo momento. Pronto? Pronto? Salve, da dove ci chiama? Da Rossano, buongiorno. Benvenuto intanto, prego. Grazie. Senti, vorrei fare una domanda all'avvocato. Scordi mia moglie ha avuto un ictus nel passato. Sì. Ed ha praticamente l'accompagnamento e una pensione di invalidità. C'ha 12 anni di contributi. Ha diritto a qualche pensione contributiva? Pensione contributiva con 12 anni di contributi? Quindi... Raggiunta l'età pensionabile, sì, guardate che siete proprio al minimo. Quindi ci rientra? Rischia di sicuramente, anzi prenderà meno di pensione se è calcolata con i contributi che non con la pensione di inabilità che sta prendendo adesso, perché praticamente funziona, la pensione non è che se uno ha versato 4-5 anni, se incominciamo a parlare di pensione dopo i 20 anni di contributi e il raggiungimento della età anagrafica per andare in pensione, tutto quello che viene prima di ciò si va col contributivo, ma praticamente si è veramente rasoterra come cifre a titolo di pensione, questo che sia detto. Quindi per cui il minimo che si raggiunge è dai 20 anni di contributi e età anagrafica per andare in pensione, a seconda se è uomo o donna. Quindi in questo caso forse è meglio andare da un consulente, sì, fare un po' vi di sto calcoli. dicendo, non è tanto perché mi ha parlato di quanti anni 12 sono? anni. 12 anni, ecco, quindi non vi aspettate, grandi cifre. Ma assolutamente no. Patronato perché vi fanno il calcolo al centesimo di quanto la signora prenderà arrivata l'età anagrafica per andare in pensione. Perfetto, io vedo... Che sono 65 anni adesso. Invece volevo chiedere alla dottoressa Ippolito se lei ci parlava anche, ci sono delle novità positive ma ci sono ancora delle criticità per quanto riguarda i lavoratori. Allora siamo
un po' in bianco e nero, possiamo dire in questo modo. Allora, diciamo che per quanto riguarda i lavoratori abbiamo la proroga della cassa integrazione fino al 30 giugno. Per il settore del turismo invece la cassa integrazione è stata prorogata fino al 31 di ottobre, solo per il settore turismo. Dopodiché abbiamo dal 7 aprile, come credo moltissimi ne sono a conoscenza, stiamo presentando le domande di reddito di emergenza, che c'era una prima scadenza il 30 di aprile per la presentazione delle domande. Informo tutti coloro che potrebbero essere interessati che c'è stata un'ulteriore proroga fino al 31 maggio per la presentazione dei redditi di emergenza, e si parla, quindi ancora non è certo, che oltre ai 3 mesi che sono stati già convalidati, si parla di ulteriori 2 mesi che nel sostegno bis dovrebbero anche essere convalidati. Quindi per tutti quelli che sono interessati potrebbero esserci 3 più 2. Ricordiamo i requisiti anche del reddito di emergenza, dottoressa Ippolito, perché spesso si confonde. Innanzitutto convalidiamo sempre la tesi che sono esclusi dalla presentazione del reddito di emergenza tutti coloro che già possiedono il sussidio del reddito di cittadinanza. Questi sono esclusi. Per quanto invece ci sono dei casi di moltissime persone che hanno terminato la NASPI, disoccupazione in termini più pratici, che è terminata dal 28 febbraio 2020 in poi, c'è la possibilità per queste persone che hanno avuto il termine ultimo di percezione della NASPI il 28 febbraio 2020 di presentare le 3 mensilità di reddito di emergenza. Che cosa bisogna avere naturalmente come requisiti? Bisogna presentare il modellino ISEE. Dal modello ISEE si deve vincere che non ci deve essere un valore superiore ai 15.000 euro. Questo naturalmente è il requisito fondamentale, e in più non ci devono essere nel nucleo familiare persone componenti che già percepiscono dei redditi, perché è vero che ci sono dei casi di nuclei familiari che hanno un ISEE che è nei limiti dei 15.000 euro, ma è pur vero che ci sono delle persone che comunque lavorano all'interno del nucleo familiare, quindi ci sono delle forme di guadagno, di incasso, che possono far in modo di andare avanti in questo periodo particolare di emergenza. Quindi se ci sono anche i limiti di sé, però ci sono persone che lavorano nel nucleo, presentando la domanda l'esclusione è certa, perché comunque ci sono persone che percepiscono o hanno un reddito, oppure normali, hanno dei contratti magari di co-co-co, qualsiasi forma lavorativa, ecco. Allora, intanto salutiamo per quanto riguarda invece chi percepisce pensione di invalidità, anche in questi casi, solo per chi percepisce pensione di invalidità e ci sono i limiti ISEE, si può presentare domanda di reddito di emergenza che va ad integrazione della pensione di invalidità, solo in questo caso. Perfetto, gli altri casi ne parleremo tra poco, perché intanto voglio salutare chi è in linea in questo momento. Pronto? Pronto, buonasera, mi perdoni, volevo un'informazione. Prego. Allora, volevo sapere da voi o da chi non lo so è competente, a quanti anni la donna deve andare in pensione, perché non si capisce, chi dice 65, chi dice 67, e questa è la prima domanda. Certo. Poi, avendo 15 anni di marche versate, queste marche versate, pochissime lo so già, vanno accumulate eventualmente ad una pensione sociale, e quando bisogna preparare la domanda per entrare a questi requisiti? L'ascolto dalla televisione e vi complimento veramente tutti quanti per la bravura e per il programma. Grazie. Complimenti. Signora. Grazie davvero. Allora, chi ci risponde? L'avvocato, la dottoressa Ippolito, il dottore Scalmazzi, chi vuole rispondere a questi quesiti? Intanto l'età
della pensione, perché adesso si parlava anche, ma è sempre un'ipotesi, andare a 62 anni, quindi superare la legge. Normalmente dobbiamo un attimo fare un po' di chiarezza. 65 donna, 67 uomo per quanto riguarda la pensione di anzianità. Quindi poi chi matura i contributi, noi ricordiamo quota 100, per cui chi raggiungeva età contributi quota 100 poteva andare in pensione. Quindi bisogna andare a vedere se è contributiva, se si maturano i contributi minimi per andare in pensione contributiva e quindi può scendere la quota di pensione, cioè l'età anagrafica per andare in pensione. Ricordiamoci che comunque quella contributiva unita all'età non può prescindere dai 20 anni. Quindi... E rispondo alla seconda domanda della signora. Se voi non potete cumulare assolutamente niente, perché una pensione, la pensione di anzianità esclude la contributiva e viceversa, quindi non potete andare in pensione con una tipologia, però vi portate dietro i 5 anni di contributi. Non è possibile. Quindi anche se sono 15 anni di contributi, assolutamente no. Quindi conviene più... Dimmi, prego. Velocemente perché devo andare in pubblicità, lo diciamo dopo. Allora, per quanto riguarda la pensione di vecchiaia ordinaria, il requisito generale è quello di 67 anni di età e almeno 20 anni di contributi. Perfetto. Poi, per chi ha meno di 20 anni di contributi e arriva al 67esimo anno di età, ci sono delle deroghe. Queste deroghe a cosa sono collegate? Me lo dice tra poco, dottore Scalmazzi, perché devo dare la linea alla regia, quindi riprenderemo proprio da questo nodo dell'età per andare in pensione. Rimanete con noi. Ed eccoci di nuovo in studio. Allora riprendiamo da dove ci eravamo fermati, quindi con il dottore Scalmazzi c'è questa età per andare in pensione. Stava facendo delle precisazioni che sono importanti, perché c'è ancora tanta confusione. Mi pare più con la pensione di vecchiaia che adesso vi dirà. Prego, dottore Scalmazzi. Allora, stavo specificando che per la pensione di vecchiaia ordinaria, quindi tralasciando tutto quello che è quota 100, opzione donna e quant'altro, il requisito è 67 anni di età e 20 anni di contributi. Questo è il requisito minimo. Poi, per chi ha meno di 20 anni di contributi, fino a 5 anni di contributi con 5 anni di contributi e 71 anni di età si può fare richiesta di pensione di vecchiaia ordinaria. Per chi ha i 15 anni di contributi, a secondo se questi contributi sono maturati prima del 96, entro una certa data, prima del 96 e quant'altro, si può andare in pensione anche con 15 anni di contributi. Ma queste posizioni devono essere verificate all'interno di un patronato tramite l'estratto contributivo per verificare le date in cui i contributi sono variate e le situazioni particolari cui ogni persona a livello pensionistico può essere assoggettata. Quindi non ci può essere una risposta secca. No, non c'è ecco perché bisogna vedere contributi, non contributi, età anagrafica. Cioè, ci sono un po', se appartiene al comparto scuola, se appartiene al comparto sanità, se può aderire all'opzione donna, se non ci può aderire, quindi ci sono la fuoriuscita dal mondo del lavoro è una cosa, chi invece poi non ha lavorato dopo aver versato contributi è un'altra, per cui patronati in modo che vi stanno a dire esattamente quanto si prenderà e anche l'opzione migliore. Certo, bisogna fare un po' di calcolo. Voleva aggiungere qualcosa, dottore Scalmazzi? No, per la signora che ci ha chiamato prima, sicuramente con 15 anni di contributi potrebbe fare la domanda di pensione di vecchiaia ordinaria al raggiungimento del 71esimo anno di età. Poi, con 67 anni di età e 15 anni di contributi, se questi contributi sono al 92, si potrebbe pensare per la signora una pensione di vecchiaia in deroga al requisito contributivo. Perfetto, chiarissimo. Poi consigliamo alla signora di andare comunque al patronato con le carte, perché
è importante, no? Fare proprio i calcoli poi per vedere che cosa conviene fare alla fine. Perfetto. Intanto abbiamo una telefonata, pronto? Buonasera. Salve, da dove ci chiama? Da Montalto. Da Montalto, benvenuto intanto, prego. Grazie. Allora, io vorrei fare 3 domande all'avvocato corrispondente. Velocemente. Allora, avvocato. Pronto? Sì, la prima... vi sento. 3 domande però veloci devono essere. Buonasera pure a lei. Allora, io parecchi anni fa avevo un'attività avvocato a Montalto, no? Poi ho chiuso, però non ho pagato per 4-5 anni tutte le tasse di l'INPS e cose e via dicendo. Poi però c'è una cosa, io dallo Stato avanzo 11.000 euro quasi dell'ufficio IVA. Ci ho messo un'avvocata, la dottoressa Coschignano di Montalto, però si è fermata là tutta la pratica, tutta la domanda e non ho avuto risposta dall'ufficio IVA. L'altro giorno ho dovuto fare altre cose tramite un'avvocata. Mi ha scritto l'INPS che se voglio andare in pensione non me la danno perché percepiscono dei soldi. Però non l'ho potuto pagare per problemi economici. Io non ho capito. Vi parlo del 91-98. Chiedo scusa, non abbiamo capito, cioè lei avanza questi soldi dall'ufficio IVA, abbiamo capito? No, dall'ufficio IVA. Ok. Dall'ufficio IVA l'avanzo. Perfetto, poi l'altro passaggio non abbiamo capito, cioè che succede? L'altro passaggio, io avevo un'attività, poi per 3 o 4 anni di seguito, diciamo... Mi sentite? Malissimo, malissimo. Però... concentrate la domanda così evitiamo... Sì, qual è la domanda? Ecco, perché altrimenti... Allora, la domanda è perché l'altra volta l'INPS mi ha scritto una lettera che se voglio andare in pensione non me ne danno in pensione che ci devo dare dei soldi. Perché non ho pagato i contributi per 5-6 anni. Questo è il discorso. Ok, c'è questo mancato versamento dei contributi. E la domanda qual è? Ha fatto bene l'INPS a dirvi in questo modo? Perché ci sono... Perché ricordatevi, prima cosa, il debito che avete con l'INPS, con il credito, con l'Agenzia delle Entrate, nulla c'entra, perché voi potreste compensare il credito IVA con altra tassazione. I contributi non sono tasse. Secondariamente, ricordatevi che quando decorrono 5 anni dalla scadenza del pagamento dei contributi INPS, li andate a perdere. Quindi se vi servono per la pensione, non fate passare più di 5 anni dalla scadenza dell'ultimo termine per pagare quel rateo di pensione, perché altrimenti poi li perdete. Perdete che significa? Che pagate, non vi servono a niente e dovete chiedere il rimborso, però se a voi servono ai fini poi di maturare poi per una futura pensione, non fate decorrere questi termini. Dottoressa Ippolito, se mi può confortare? Perché assolutamente sì, sì, convalido tutto quello che ha detto l'avvocato Rodighiero, nient'altro da aggiungere, è così fondamentalmente. Bisogna pagarli i contributi perché se servono bisogna pagarli, quindi esatto. Non potete compensare con altro, ecco, quindi mi dispiace ma così quindi questa è la strada, pagare i contributi. Sì, ma perché il telespettatore ha un credito IVA, ma se c'è la possibilità ve lo andate a compensare con qualche altra tassazione che vi hanno imputato, però stiamo parlando di tutt'altra cosa, diciamo. Certo. Esatto, è proprio così. Intanto abbiamo un'altra telefonata, pronto? Chiamo da Catanzaro. Come? Posso fare da Catanzaro. Benvenuto intanto. Sì, grazie. Posso fare una domanda all'avvocato? Certo. Allora, volevo chiedere all'avvocato se uno ha un'età di 67 anni può richiedere la pensione di socialità, di vecchiaia, di socialità oppure del reddito di cittadinanza. No, ma siccome io percepisco anche il reddito.
Allora, siccome io percepisco anche il reddito. Voi non avete versato contributi? No, contributi no. La sociale. E quindi avete la pensione sociale, la pensione No, sociale? ancora non ce l'ho, perché io fra 2 mesi arrivo all'età di 67 anni. Al compimento del 67esimo anno di età, quindi La può pensione fare sociale. la richiesta di pensione sociale. L'unica cosa che tenete presente, interviene la pensione di cittadinanza quando ci sono dei parametri. Se voi prendete talmente poco, perché c'è un limite proprio minimo che prendete come pensione di cittadinanza, la pensione di cittadinanza in quel caso andrebbe a integrare la pensione di vecchiaia. Per cui, primo passaggio, siccome fra poco maturate l'età anagrafica per andare in pensione, recatevi adesso da un patronato in modo che vi guiderà anche a fare la domanda per percepire questa pensione sociale. Dopodiché, vedete quanto percepite, in modo che la pensione di cittadinanza vi potrebbe servire solo per integrare. Quindi questo, però è un problema che ve lo ponete dopo che vi hanno corrisposto il primo rateo di pensione sociale. E la dottoressa Ippolito è d'accordo, perché la vedo nel mio monitor di servizio? Assolutamente sì. A proposito di questo, la ringrazio, avvocato. Un'altra cosa che mi va di ricordare, per tutti coloro che compiono i 65 anni di età, sempre avendo un ISEE che deve essere al di sotto dei 7.000 euro, quindi se abbiamo questa condizione come quella del telespettatore a casa che ha fatto la domanda, dovrebbe rientrare anche in questa casistica, c'è una carta acquisti che si può fare dove danno 80 euro ogni bimestre e è un piccolo aiuto, diciamo così, che si può adoperare per affrontare delle piccole spese, anche pagare una bolletta oppure anche fare la spesa la famosa social card, insomma, giusto? Esattamente, la carta acquisti che vale per tutti quelli che hanno fino a 3 anni di età, quindi per i bambini, e per chi invece hanno un'età superiore ai 65 anni. Il valore ISEE deve essere sotto o pari a 7.000 euro, non di più. Quindi si parte sempre dall'ISEE. L'ISEE è la radiografia che naturalmente una volta che ci portate tutti i nuclei familiari, noi vi possiamo dire quello di cui potete usufruire. Perfetto, intanto salutiamo chi è in linea in questo momento. Pronto? Sì, buonasera, sono Renato da Cosenza. Da dove ci chiama? Da Cosenza. Da Cosenza. Benvenuto. Benvenuto, prego. Senti, io piglio la social, ho 66 anni e 30 anni di contributi. Okay. Vorrei sapere che bisogna fare adesso per il 67esimo anno e quando riesco a pigliare dopo. Allora un attimo, l'età ancora non l'abbiamo capita. 66 anni finiti, compiuti, però 67 anni si vuole ad aprile. 6 quindi, ad aprile dell'anno prossimo, giustamente, 67, chiaramente, 67. Ancora 66 anni. Quindi ci chiede cosa deve fare? Per la social sto pigliando io, per pigliare la pensione contributiva di 30 anni, 31 anni di contributi c'ho io. 31 anni? Di contributi, 31 anni di contributi. Voi potete, 31 anni di ma state lavorando adesso oppure... No, piglio la social, sto pigliando, non lavoro. Non lavora, non per lavora. Cui, come ha detto la dottoressa Ippolito, dal 65esimo anno in poi, se avete un reddito ISI inferiore a 7.000 euro, avete diritto alla social card, mentre invece con 31 anni di contribuzione, recatevi anche adesso per il prossimo aprile patronato, perché ve ne andate si in fanno pensione. I calcoli, insomma. Si fanno i calcoli, senz'altro. Si fanno i calcoli. Ecco, molto probabilmente il telespettatore è da qualche anno che non versa più contributi, perché abbiamo avuto gli ultimi 2 anni e mezzo di quota 100, quindi molto probabilmente è già da qualche anno che non versate contributi, che non lavorate. Ho fatto il tirocinio al tribunale, ho fatto io comunque.
No. Non ho capito. Voi avete terminato da poco il tirocinio in tribunale, siete tirocinanti del Ministero della Giustizia e avete terminato da poco. Da 1 anno e mezzo, 2 anni scarsi. E allora su questo, perché sapete benissimo che c'è molto, diciamo, ancora a livello legislativo, questi benedetti veramente tirocinanti, Certo. tirocinanti che praticamente se ne sono andati in pensione essendo tirocinanti, sono tirocinanti a vita naturalmente, sempre con contratti sempre a tempo determinato, benché reggano le cancellerie dei vari tribunali. E dovete andare a vedere innanzitutto l'equivalenza, diciamo, dei contributi che avete versato come tirocinante con i precedenti lavori che avete fatto con le precedenti casse. E non so se la dottoressa Ippolito o il dottore Scalmazzi, perché in questo caso qua il telespettatore ha 31 anni di contributi, però che sono sparsi, non sono dall'unico datore di lavoro, Bisogna rintracciarli, insomma. cosa, ecco, perfetto. La dottoressa Ippolito. Qui allora, io consiglio al telespettatore, bisogna dotarsi di un estratto contributivo, ancor meglio un estratto contributivo certificativo, dove si vanno a vedere effettivamente i periodi da lavoro, dove oltre ad esserci le settimane lavorate c'è anche la contribuzione, l'imponibile, quindi da lì c'è una serie di calcoli che va fatto, quindi non è un qualcosa che diciamo si può fare in modo verbale in questa sede, c'è tutto un conteggio da fare, però si deve fare l'estratto contributivo, quindi così come ha detto anche l'avvocato Rodighiero, patronato, estratto contributivo, e da lì si fa per benino il conteggio, perché ogni situazione è, diciamo, a sé stante ed c'è molta soggettività poi nel calcolo delle pensioni di ogni singolo cittadino. Per questo non si può poi fare una stima o una valutazione in questo modo, in questa sede, certo. Anche perché si andrebbero a dire anche magari delle cose che poi non si vanno a riscontrare nella realtà quando si vanno a fare poi le verifiche effettivamente. Certo, questo è importante sottolinearlo, perché quando qualcuno chiama e dice quanto potrò prendere, è assolutamente impossibile. È impossibile dare da qui una risposta, perché senza avere un quadro esatto della contribuzione, eccetera, è impossibile dare un importo. Intanto salutiamo chi è in linea. Pronto? Pronto? Salve, da dove ci chiama? Da Cosenza. Benvenuto intanto, prego. Sono un vostro affezionato telespettatore, non solo di questa trasmissione. Mi fa piacere, grazie. In generale, perché avete un bel palinsesto. Grazie. Senta, io sono un medico, però mi ritrovo a vivere una situazione molto particolare, perché la mia compagna ha avuto dei problemi psichici, per cui non stiamo più, siamo separati, diciamo. Sì. E quindi ho mia figlia che io posso vedere attraverso i servizi sociali. Sì. Ho un decreto del Tribunale di Cosenza del 30 ottobre che impone almeno 2 incontri, va bene, questo almeno non lo legge nessuno, 2, però non riesco ad avere garantito questo diritto. Il comune di Rende adduceva che lui più di 1 non ne può fare, che poi c'è il Covid, e poi io sono riuscito ad avere una subdelega e questo comune, per dispetto, perché il giudice l'aveva detto chiaramente, la manda al comune di Cosenza dicendo che era comune capofila. Siccome mi occupo di queste cose, i comuni capofila per i servizi all'infanzia sono Rende per la Valle del Savuto e Cosenza per la Valle del Crati. Ma quello che mi fa più strano è che c'è una legge 23, la legge Calabria 23 del 2003, che regolamenta che tutti questi servizi si dovrebbero integrare, dovrebbero eventualmente coinvolgere l'associazione no profit e anche gli enti, e invece questi tra di loro non si conoscono. Quindi abbiamo tanti servizi sociali, però ognuno che dice che c'ha poco personale, ma questi si dovrebbero integrare. Addirittura c'è il paradosso che un ufficio che è stato soppresso nel 2017 continua ad operare e dichiara non ho spazi idonei,
ma era stato soppresso apposta perché a Cosenza c'è un reparto grandissimo e offriamo un servizio di qualità. Ora, allora io mi dispiace, la devo interrompere perché purtroppo il nostro tempo la è domanda limitato. è questa, Ecco, purtroppo grazie. cosa si può fare? No, grazie innanzitutto per la segnalazione di Grazie davvero. di questi... Sono amico di Maurizio io, Sì, di questi disservizi. Praticamente la figlia sarà stata affidata alla madre e il giudice ha ordinato praticamente che gli incontri debbano avvenire in modalità protetta, in questo caso con l'ausilio degli assistenti sociali. Il problema più che altro prima dell'espletamento, cioè di come devono avvenire gli incontri, se non vengono rispettati, purtroppo quello che fa fede è sempre il provvedimento giudiziale, che è sempre sottoposto, diciamo, si può modificare, integrare sempre, però purtroppo questo non c'è una strada stragiudiziale. Ecco, chi non va a sentire almeno 2 incontri al mese, ecco, purtroppo sono tutte segnalazioni, purtroppo, che hanno bisogno di una pronuncia giudiziaria. La materia della famiglia, molto importante, con effetti disastrosi sulle famiglie, purtroppo diciamo, ha tutti questi intoppi di delega, perché il giudice delega gli incontri e quindi il filtro devono essere gli assistenti sociali. Se gli uffici degli assistenti sociali non hanno personale anche idoneo, perché la materia della famiglia è materia molto professionale, che ha bisogno di molto formazione, perché si ha a che fare con materia, soprattutto quando ci sono minori, cioè con materia veramente molto delicata. Delicato, certo. Per cui purtroppo è una materia che nell'espletamento è molto delegata, per cui il giudice fa il provvedimento e poi c'è una delega che va a persone, uffici che e quindi non di rado presentano i problemi che avete rappresentato voi. Per cui quello che vi posso dire, non c'è un modo stragiudiziale, c'è solamente un modo di rapportare questi problemi, insistere, e quindi ve lo portate davanti al Tribunale di Cosenza, sapete benissimo dove andare perché i circuiti sono ormai noti per chi vive queste situazioni. Quindi tanta solidarietà e un abbraccio, perché capisco che sono, poi quando si ha a che fare con uffici che si occupano di ben altro, spesso e volentieri si trova proprio una difficoltà diciamo, a vivere la bigenitorialità benché separati. Ecco. Quindi questo è un altro diritto negato. Certo. Ecco, la bigenitorialità non significa se uno è sposato, no. Io ringrazio il nostro telespettatore che ci ha segnalato, purtroppo non possiamo dare una risposta oppure risolvere il problema Assolutamente no, perché è molto delicato. Però lo ringrazio perché magari ci sono tanti genitori separati che vivono questo problema, questo disagio che va poi purtroppo ad incidere anche sui figli, soprattutto sui figli minori. Intanto davvero grazie. Per questa segnalazione, sperando davvero che le cose possano migliorare, no? Perché bisogna sempre guardare, no? Tutelare gli interessi dei minori, e quando ci sono queste cose, insomma, viene ad il personale deve essere molto preparato, questa è la cosa, perché la materia è molto delicata, i minori ancora di più. Che non si può affrontare da uno studio televisivo. Ecco. Non si può affrontare fra uno stato di bisogno per povertà e subito dopo passare alla pratica che c'è un minore che ha bisogno di vedere il genitore. Non si può fare questa marmellata, perché sono delle materie molto specifiche, hanno bisogno di molta formazione e professionalità. Questo è, quindi... perché l'assistenza sociale nei nostri comuni si va dall'aiuto alimentare allo stato di povertà, al trovare una casa popolare perché non hanno l'abitazione, al minore che deve vedere il genitore. Non funziona in questo modo. Ci vuole la formazione. Non funziona in questo modo. Non funziona in questo modo. Intanto salutiamo chi è in linea. Pronto? Buonasera, sono Federico da Ossano. Benvenuto intanto, grazie per aver venuto. A voi, la trasmissione. Grazie. Prego.
una domanda all'avvocato Ringhieri. La sta ascoltando, vero avvocato? Perfetto. Sempre. Avvocato, siccome io ho una cosa disabile, e poi ci deve fare il vaccino, è possibile? Che cosa ha? Chiedo scusa, può ripetere che cosa ha? No, siccome io ho una sorella disabile. È disabile? Sto telefonando, però non mi risponde mai nessuno. Ma per fare il vaccino? Vaccino caregiver? È questo? No, voi siete disabile. Una sorella oppure... No, mia sorella è disabile. La sorella è disabile. Vi dovete caricare, Sì. vi dovete caricare sulla piattaforma vaccino Covid, la trovate su internet, questo qui, vaccino Covid, e praticamente lì c'è la maschera dove dovete caricare praticamente il codice fiscale della persona che ha bisogno delle vostre cure, diciamo, ecco, della vostra assistenza, fornendo il numero di tessera sanitaria e il codice fiscale. Il codice fiscale, poi ci sarà questa maschera in cui se queste patologie sono riconosciute, ecco, perché c'è anche questo problema, quello che dicevamo prima, alcune tessere sanitarie purtroppo non sono state aggiornate, quindi magari non esce questa maschera per concedere. Questa vostra parente deve comunque essere già stata registrata in un codice quale persona disabile. Quindi chi ha la 104, insomma, io intanto le do, prima di dare la linea alla regia, perché so che il nostro Luca Chito ci tiene ad essere puntuali, no, con la pubblicità, però do a questo nostro telespettatore anche il numero verde, perché magari per alcuni può essere difficile accedere sulla piattaforma. Allora 800 00 9966, quindi ripeto 800 009966, perché in questo modo si parla con un operatore se uno magari ha difficoltà ad accedere sulla piattaforma. Noi torneremo tra poco, subito dopo la pubblicità. Ed eccoci di nuovo in studio. Allora, tanti argomenti oggi, davvero tantissime telefonate stiamo ricevendo su argomenti vari, perché avvocato purtroppo sono tanti i problemi quotidiani che affliggono, ahimè, tutti i nostri telespettatori. Noi cerchiamo nel nostro piccolo di dare qualche consiglio utile, ma ci sono alcune situazioni che devono essere valutate in maniera seria, concreta, e poi bisogna vedere chiaramente sempre le carte. Vedo pronto il dottore Scalmazzi, perché volevo concludere anche su questo. Abbiamo aperto con queste buone notizie, insomma arriverà qualcosa per queste aziende che sono in grande difficoltà. Ci sono alcuni settori che sono stati maggiormente colpiti da questa emergenza causata proprio dalla pandemia, un'emergenza economica causata dalla pandemia. Per esempio pensiamo, io lo dico spesso, noi titolari delle palestre e delle piscine, qui quando riusciranno ad aprire, no? Perché sono fermi ormai da tantissimi mesi, per loro qualcosa è arrivata, dottore Scalmazzi? Sono riusciti ad intercettare qualche contributo in questi lunghi mesi? Allora, i contributi che hanno intercettato determinati settori sicuramente non sono stati di aiuto per permettere alle strutture di rimanere in piedi. Molte palestre hanno chiuso e su molte attività che comunque gestivano queste palestre, anche inquadrate da un punto di vista lavorativo sotto forma di associazione, purtroppo non sono arrivati sostegni. Purtroppo, insomma, tantissime attività. Noi riceviamo, insomma, segnalazioni da parte dei titolari di palestre che provano a resistere, però dopo tanti mesi di chiusure, dopo contributi che purtroppo non sono stati sufficienti neanche magari a pagare gli affitti, no? Perché molte palestre devono sostenere anche questi costi degli affitti, quindi purtroppo molti sono stati costretti a chiudere. Quindi speriamo con questi nuovi, no, dottore Scalmazzi, con questi nuovi aiuti, no, questi soldi che arriveranno
sperando che insomma si possa tornare, no, a vedere il futuro un po' più roseo. Sicuramente lo speriamo tutti. Da quello che si dice dovrebbero ripartire con le attività dal 1° giugno, come ho detto anche prima, la problematica di questo settore è collegata anche alla tipologia e al modo di svolgere l'attività, perché ci sono molte attività che sono associazioni, non hanno partita IVA e per cui rimangono fuori da tutto quello, diciamo, che è la costruzione che ha fatto il governo dei sostegni a favore delle partite IVA. Perfetto, volevo invece andare dalla dottoressa Ippolito, perché prima diceva della proroga della cassa integrazione. Vabbè, questa è una buona notizia, ma i soldi sono arrivati? Allora, i soldi stanno arrivando sempre con dei ritardi, quindi hanno una media di ogni 60 giorni, quindi purtroppo i ritardi ci continuano ad essere. Sembra che si siano un attimino più velocizzati, ma sicuramente non si sono allineati come le mensilità che nella vita ordinaria e normale il lavoratore percepisce ordinariamente. Questo purtroppo si hanno sempre con diciamo intervalli di 60-90 giorni. Questo è quello che è nella media. Purtroppo, insomma, fare la spesa... Sì, prego, dottore. Allora, a proposito delle casse integrazioni, c'è da dire una cosa. Col decreto sostegni e con gli ultimi decreti che sono in corso di pubblicazione, cambia la modalità operativa di gestione dei flussi tra le aziende e l'INPS. Quindi anche qui, anche questa dovrebbe diventare una buona notizia. Per quale motivo? Perché col flusso collegato alle denunce che ogni mese le aziende fanno, i pagamenti ai dipendenti dovrebbero arrivare con celerità e soprattutto con regolarità. Bene, questa è un'altra buona notizia, quindi è questione di giorni, dottore Scalmazzi. Il decreto dovrebbe essere pubblicato domani. Ecco, quindi insomma ci dovremmo essere, quindi speriamo giovedì prossimo di dare anche con certezza questa ulteriore buona notizia. Intanto salutiamo chi è in linea in questo momento. Pronto? Pronto? Sì. Salve, da dove ci chiama? Da Catanzaro, volevo fare una domanda all'avvocato. Benvenuta, prego. Allora, io volevo sapere, siccome sono una casalinga, ho 65 anni, se ho diritto alla pensione sociale, sono sposata. Dipende dal reddito, signora. Perché anche la pensione... Mio marito non sta lavorando e quindi dovrebbe andare in pensione, però una pensione minima di 1.000 euro. Guardate, se prenderà una pensione di 1.000 euro vostro marito, scordatevi che vi pigliate la pensione sociale. Perché insomma dice... Perché purtroppo anche con 1.000 euro praticamente vi fa reddito e, non ve lo, e ovviamente voi venite esclusa, diciamo, da questo. Quindi ve lo posso anticipare che già con 1.000 euro di pensione praticamente voi uscite dalla pensione. Tutte queste cose qua. Scusate? Dico, fitto di casa, 800 euro. Luce. No, avete ragione, questa è una legge. Questa è anche, bisogna mettere mano seriamente sulla materia pensionistica perché sono norme liberticide. La nostra bella Carta Costituzionale mira a raggiungere questo, ma diciamo dal dopoguerra che ogni cittadino una vita libera e dignitosa la deve avere. E quindi se lo Stato non riesce a garantire, come non riesce a garantire una vita libera e dignitosa nell'età per cui uno è utilmente collocabile al lavoro, si spererebbe che magari arrivata alla terza età e quindi quando diciamo non è più collocabile al lavoro, magari una vita libera e dignitosa dovrebbe averlo a titolo di pensione. Sono delle norme liberticide perché voi osservate benissimo, senza fare populismo, ci sono pensioni di 80.000 euro, 40.000 euro al mese e ci sono persone... Io praticamente
praticamente ho 65 anni, però non so bene, uno ha bisogno di andare alla farmacia, di fare una cosa, cioè non puoi andare, anche perché adesso ancora mio marito non è in pensione, non sta lavorando. Però guardate, se era da molto una parentesi, nell'inizio della vita e poi nell'età matura sono le età un po' più fragili, diciamo, chi è in età di pensione ha più bisogno sia di mangiare bene, di riscaldarsi, di avere bisogno di più farmaci, per cui poi ci vorrebbe, diciamo, un po' più denaro. E avete ragione signora, purtroppo, vi ripeto, è una materia un poco... Ecco, se vostro marito è qualche anno che non lavora, poteva accedere benissimo al reddito di cittadinanza comunque. Cioè questa norma c'è e si poteva accedere in assenza di reddito per cui se non lavora, quindi questo, con i parametri che ci sono, non bisogna avere più di 6.000 euro di valori mobiliari, diciamo, ecco, ci sono un po' di requisiti, si poteva accedere anche a questa misura ormai da 2 anni quasi e mezzo, però lo potete fare anche adesso, lo potete fare, per cui se il nucleo familiare in attesa di e siete nei parametri di reddito, recatevi al comune di residenza o presso un patronato e fatevi fare la domanda di reddito di cittadinanza in attesa che vostro marito maturi, diciamo, la pensione. Questo è il diritto alla pensione, chiaramente, prima di andare in pensione. Grazie signora per aver telefonato, purtroppo capiamo che le spese quotidiane, no, sono tante e spesso i soldi che entrano nelle famiglie non bastano, purtroppo. Abbiamo intanto anche delle richieste che ci arrivano sul nostro numero WhatsApp, ci chiedono: ma gli agricoltori daranno il bonus con questo nuovo decreto? Dottore Scalmazzi, ci sono anche gli agricoltori che aspettano di essere aiutati. Ci sarà qualcosa? La dottoressa Ippolito, eccola. Allora, gli agricoltori non sono stati esclusi dal bonus. Le problematiche del bonus riguardano sempre il fatturato. Quindi l'imprenditore agricolo titolare di partita IVA deve fare le verifiche sul fatturato, come fanno tutte le partite IVA, e lì verificare se ha diritto a ricevere il bonus e in che misura. Io però credo che il telespettatore si riferisse ai lavoratori agricoli stagionali, ai braccianti agricoli, e questo credo che sia lavoratore dipendente a tempo determinato. Credo che il telespettatore si riferisse a questo. Nel decreto sostegni bis ci dovrebbero essere, quindi al momento è solo un progetto, ma dovrebbe andare in approvazione anche il bonus per quanto riguarda i lavoratori agricoli stagionali, quindi dovrebbero essere ammessi nella prossima misura che stiamo aspettando, che dovrebbe uscire a breve. Perfetto, intanto abbiamo un'altra telefonata, pronto? Sì, pronto. Eccoci signora, da dove ci chiama? Da Chelico. Benvenuta, prego. Grazie. Prego. Buonasera. Volevo sapere, dato che io ho 67 anni, sì, e mio marito è pensionato, ma io di casalinga non ho niente. Non lo so se posso fare qualcosa, se mi danno qualcosa. Quanti soldi scusate c'è? Che sono un po' indietro con queste cose. Sono no, un po' ignorante, scusate. Che pensione percepisce vostro marito? Piena pensione, ha lavorato, no? Sì, ce lo potete dire, che non lo diciamo a nessuno. No, lo posso dire, forse non lo so se prende 1200 euro. Cercate di vivere serenamente con 1200 euro al mese, perché voi fate reddito, e il reddito del nucleo familiare con 1200 euro di pensione al mese non avete diritto a null'altro. Quindi niente. Purtroppo. Niente, allora non posso fare niente io. Comunque, mamma mia, è brutto così. Perché poi, scusate, prendiamo medicine, questo, quella, avere una certa età come me, scusate se ne parlo. Fate bene, fate bene. E non avere niente, anche un pochettino, fosse contenta, purtroppo.
Signora, capiamo benissimo, noi le possiamo mandare solo un abbraccio. Un abbraccio da sì, grazie, siete stati molto gentili. Grazie. Arrivederci, grazie a lei signora. Poi noi facciamo così, se magari maturerà qualche notizia subito. Ma ci mancherebbe. Noi diamo subito, noi siamo per le belle notizie, abbiamo iniziato proprio questa trasmissione con le buone notizie, no? con il fatto che molte aziende riceveranno finalmente questi contributi e speriamo che saranno sufficienti questi contributi a far andare avanti, a far crescere queste aziende, perché dopo questa pandemia dobbiamo assolutamente disegnare il futuro, deve essere un futuro sicuramente migliore, no? Migliore, ce lo dobbiamo anche inventare, nel senso che ci saranno nuove, ovviamente, prospettive, cambierà il mercato del lavoro, anche l'imprenditoria, senz'altro. Certo. Intanto salutiamo chi è in linea in questo momento. Pronto? Pronto, buonasera, io chiamo da Cosenza. Benvenuto. Complimenti per la trasmissione, vi seguo sempre. Grazie, grazie davvero. Vorrei fare la 101esima denuncia che faccio con il telefono qua. Visto che nessuno comunque se ne importa, continuano a prendere il reddito di cittadinanza, di emergenza, con spesa, chi lavora in nero e chi lo fa volutamente, perché non vuole più essere assunto nessuno, in quanto ci sono 600, 700, 800 euro assicurati ogni mese, e chi più ne mette, quindi si continua a lavorare indisturbatamente in nero e si porta la doppia entrata in casa. Alla faccia di chi lavora, sfortunatamente con busta paga, dobbiamo dire sfortunatamente, sulla busta paga c'è addizionale comunale, IRP, quello e quell'altro, noi paghiamo le tasse, noi prendiamo poco, noi siamo esclusi da tutto, da buoni spesa, da tutto. Questi individui continuano a lavorare in nero. La Guardia di Finanza quando ci telefoni vuole sapere nome e cognome, poi ti dice vieni a fare la denuncia, perché sono complici. La Guardia di Finanza sono complici, le istituzioni sono complici. Questo non lo possiamo dire, perché le forze dell'ordine, guardi, hanno scoperto molti furbetti del reddito di cittadinanza. Poi è un modo di dire. No, per carità. Ci sono molti cittadini che hanno davvero bisogno di questo reddito di cittadinanza e poi ci sono anche i furbetti, no, che approfittano, si inseriscono in queste maglie, no, larghe, riescono ad ottenere questo sussidio anche se non ne hanno diritto. Però dobbiamo dire che noi anche come redazione giornalistica raccontiamo quasi quotidianamente proprio delle operazioni delle forze dell'ordine che riescono proprio a smascherare questi furbetti. Ma, scusa, con tutta educazione verso di tutti, smascherano soltanto persone che sono, come si dice, appartenenti al giro malavitoso, quello e quell'altro, ma molto di più, sono le persone per bene, ma credeteci però. No, sicuramente, non solo chi perché quello fa più notizia chiaramente, no? Il boss con reddito di cittadinanza, però ci sono anche persone, lei dice persone che lavorano in nero, cioè gente comune così che riesce ad ottenere questo reddito di cittadinanza e vengono anche smascherati. Poi è chiaro che i controlli ci sono quotidianamente, qualcuno magari può anche sfuggire, no, avvocato, però i controlli ci sono, perché bisogna avere determinati requisiti. Chiaramente vanno denunciate, poi queste... La dottoressa Ippolito secondo me vuole dire qualcosa sul reddito di cittadinanza, perché è il suo core business. È una misura che non ho mai visto bene e mai vedrò bene, perché purtroppo non hanno capito quali sono veramente le problematiche da affrontare, pensano di mettere questi soldi in tasca alla gente consentendogli di fare la spesa in modo tranquillo e sereno e risolviamo i problemi dell'Italia. I problemi non sono questi, alla gente come mangiavano prima continuerebbero a mangiare anche dopo. Il problema non è il reddito di cittadinanza, il problema è il lavoro. Bisogna detassare le imprese perché le imprese sono accollassate di tasse, non ce la fanno più, per cui preferiscono non assumere, per cui forza lavoro non ne vogliono perché non sono nelle condizioni di mantenere queste situazioni. Purtroppo costa più mantenere un lavoratore che pagarlo, così diciamo dandogli uno stipendio. Quindi lo stipendio costa quanto pagare i contributi, INAIL e quant'altro, quindi bisogna detassare
le imprese. Questo è fondamentalmente, e il governo italiano purtroppo non ha capito niente, non lo so come bisogna fare. Noi delle associazioni sia datoriali che lavoratori ci stiamo facendo avanti nel far capire le problematiche, ma purtroppo non si capisce se c'è una mancanza di volontà o una mancanza di anche preparazione nell'affrontare seriamente la problematica. Continuano ad essere emanate misure che non hanno senso e fondamento, tipo reddito di cittadinanza e reddito di emergenza, che non servono praticamente a nulla. Però insomma con questi pochi soldi qualcuno ci mangia, dottoressa Ippolito, questo lo dobbiamo dire, tanto che insomma c'è, io capisco anche lo sfogo del nostro telespettatore di prima, perché uno dice io ho la busta paga, vengo tassato, magari non vengo pagato, oppure vado in cassa integrazione, la cassa integrazione mi arriva in ritardo, oppure lavoro per un'azienda che non mi paga puntualmente tutti i mesi, però io non ho diritto ad avere nessun aiuto, mentre i furbetti riescono comunque ad andare avanti. Io capisco benissimo questo, però tra tante persone che hanno richiesto il reddito di cittadinanza e di emergenza ci sono famiglie che sono davvero in serie difficoltà. Non funzionano i centri per l'impiego, non c'è la capacità di praticamente offerta di domanda, la domanda di cercare di conguagliare le due cose, quindi mancando questa cosa si dovrebbe, questo reddito di cittadinanza, per come l'hanno interpretato in moltissimi, direi quasi tutti, è visto come una forma di pensionamento ormai. Quando mi arriva la ricarica, quando devo aspettare, quando tempo ci vuole. È la ratio che era diversa. Del reddito di cittadinanza, però purtroppo la gente ormai si rifiuta anche di andare a lavorare, perché quello che percepisce come reddito di cittadinanza è superiore a quello che andrebbe a guadagnare con un regolare contratto di lavoro in una qualsiasi azienda, per cui ci dovrebbe essere una rimodulazione di tutto, perché se si dà un reddito di cittadinanza di 500 euro a persona, diciamo, per una persona in un nucleo familiare danno 500 euro, più riconoscono 280 euro se la persona è in affitto, quindi darebbero 780 euro. Vi posso garantire che una persona assunta con un contratto a tempo indeterminato a 4 ore stenta ad arrivare a percepire 780 euro, quindi è proprio sbagliato tutto. Certo, era stato pensato in un modo e applicato in un altro, questo. Esatto. Abbiamo una telefonata intanto, pronto? Pronto? Pronto, senta, volevo dire qualcosa a quella signora, alla dottoressa che sta parlando. Alla dottoressa Ippolito. Forse la dottoressa Ippolito ha sottovalutato, mi perdoni il mio sfogo perché sono avvelenata. Non tutte le persone vivono di reddito o di stipendio. Il reddito di cittadinanza, per conto mio, è un reddito che ci permette di vivere a chi non ha nulla come me. Quindi lei forse doveva scindere qualcuno che lo fa per hobby e ha tutti i diritti e mangia con reddito di cittadinanza, e qualcuno come me ed altri, parlo a nome di tanti, mi scusi lo sfogo, perché non è così che funziona. Ma quello che ho detto io, signora, molte persone vivono, hanno bisogno. Quindi se lei condanna il fatto che ci danno il reddito, a me ancora non l'hanno dato, puntualizzo questo. Allora, facciamo intervenire anche la dottoressa Ippolito, capisco per quello che dicevo io, cioè molte persone hanno bisogno di questi soldi. Allora, io non ho nulla in contrario sul reddito di cittadinanza, purtroppo non è, io non ce l'ho con chi io non la sento, mi perdoni, non la sento proprio, dottoressa. Allora, facciamo così, ascolti la dottoressa, scusi un attimo, dottoressa Ippolito, facciamo... Se non ci accavalliamo, la signora non sente... per televisore, signora. Perfetto, questo volevo dire, così può ascoltare la dottoressa Ippolito. Grazie per aver chiamato. Prego, dottoressa. Allora, ci tengo a sottolineare e a precisare che io non ce l'ho con chi percepisce la misura, che effettivamente ci sta, perché se ci sono i requisiti è giusto che il cittadino lo percepisce. È sbagliato il modo in cui il governo mette a disposizione la misura, perché il governo dovrebbe garantire il lavoro a tutti, o quantomeno se dà una misura dovrebbe garantire che questa misura è temporanea, perché dovrebbe, come tipo in Germania, mettere subito la persona nelle condizioni di poter avere un lavoro, quindi una misura temporanea, non
non una misura definitiva come è stato inteso per molti. Io non ce l'ho con il cittadino, ce l'ho con il governo, perché emana delle misure che non sono adeguate e consone alle esigenze di cui abbiamo veramente bisogno. Chiarimento necessario che arriva ovvio. in chiusura di puntata, allora ne approfitto per ringraziare la dottoressa Mariella Ippolito. Grazie a voi, alla prossima. Alla prossima, il dottor Cristian Scalmazzi. Insomma, buonasera a tutti. Daremo sempre belle notizie anche la prossima settimana. Grazie dottore Scalmazzi, grazie al nostro avvocato Pierpaolo Rodighiero. Grazie a voi. Grazie. E ai nostri telespettatori, e ci vediamo come sempre la prossima settimana. Arrivederci.